Ci troviamo a Massaman, nella chiesetta delle anime, sono in compagnia della signora Paola Serra, 78 primavere quasi, la quale ha allestito uno stupendo presepe, fatto tutto con le sue mani, vero signora? Sì. Ce lo presenta, ci dice un attimino qualcosa, entriamo dentro e lo vediamo. Guardate, è qualcosa di fantastico che vi invitiamo veramente a visitare. Da che cosa è partita? La pianta del lino l'ha segnata. Sì. Ecco, da che cosa è partita signora Paola? Io sono partita ricordandomi prima di tutto delle bamboline che mi faceva mia nonna quando ero piccolina, che una volta per Natale piangevo, c'erano delle famiglie che stavano più bene della mia famiglia, che io sono orfana di padre da un anno e eravamo poverissimi. E piangevo perché volevo il presepio anch'io, tutte le ce l'hanno e io no. Allora mia nonna mi aveva detto così: non piangere, già te lo faccio io il presepio, vedrai che uscirà anche bello, te lo faccio dei personaggi di Cannes. E allora me l'aveva fatto, mi aveva fatto la Madonna, San Giuseppe, il bambinello, e un pastorello che suonava il piffero, e una donna con un fazzoletto lungo, e 2 o 3 pecore così fatte all'amelio. E quello era il mio presepio, io tutta contenta, e allora sono rimasta contenta. Allora mio figlio mi aveva portato, ora stanno a vedere le mostre. No, vieni mamma che ti porto a vedere le mostre, oggi ci sono le bambole che facevano ai tempi quando eri piccola tu. Siamo andati, però non ne ho visto neanche una fatta di canna. Ho detto guarda un po', ci sono tante pupazze, tante bamboline fatte di stoffa, però non vedo una bambola di quelle che mi faceva mia nonna. Allora mio figlio mi ha detto così: vedi mamma, tu che sai fare quelle bamboline che sono molto belline, perché non fai il presepio di personaggi di Cannes? Mi viene in mente questa idea, allora ho incominciato, ne ho fatto 10 o 12 ne avrò fatte. E allora siamo andati a vedere ancora un'altra mostra, la mostra delle palme. E ho chiesto a quella che c'era lì, che rappresentava, e ho detto: senta, io volevo fare un presepio, come posso fare a rivolgermi a qualcuno di consigliarmi per poterlo fare come si deve, così come hanno fatto queste mostre, così? No, si rivolga alla Presidente di Italia Nostra. E dove sta? Che è a Cabras, Mena Mancacusso. Non mi dia l'indirizzo, mi ha dato l'indirizzo e l'ho telefonata. L'ho telefonata e le ho detto: senta signora Mena, io avrei un'idea di fare il presepio, fare personaggi di carne in cortometraggio. Mi dà un consiglio come devo fare? E mi ha detto: ascolti, io adesso devo partire fuori Italia, devo fare un viaggio, e quando torno vado a vedere. Lei continua a fare tutto quello che pensa. Allora ho incominciato a fare le corbolline, i canestrelli, donne, uomini, tutte le cose che mi venivano in mente le facevo. Quando è venuta dopo un mese, è rientrata, ne avevo un bel po' fatte e avevo già tutto quello del pane fatto. E così allora ho continuato, mi ha dato qualche consiglio, mi ha detto: ne faccia delle donne con su scaffiotto, con il fazzoletto piegato in testa, insomma un calore di turres. Insomma mi ha dato dei consigli come farle, io le facevo. E così poi ho continuato alla mia idea a farne ancora, a farle altre. Ecco, partiamo proprio dall'inizio. Sì, qui che cosa abbiamo allora? Ci descrive i personaggi. Ascolti, io quando ero piccola sono andata a tirare il lino, quando era bello maturo, per farlo seccare. E allora, quando sono andata a tirare il lino, il mio padrone, ci ha portati al fiume per seppellire il lino nella sabbia nel fiume. Noi andavamo, prendevamo i fasci e li portavamo. E qui abbiamo appunto il fiume con i fasci legati. Ecco, poi dopo la seconda fase. Questa è quando si toglie il lino dal fiume, dopo 21 giorni che sta a macerare, sì. Allora si mette a asciugare nel sole. Eccolo qua. Ecco, quello sta asciugando, nel sole.
quando viene asciugato proprio arido, secco, Sì? allora c'è l'uomo con l'organo, questo in stato di sogronadori. Sì? Questo lo pesta tutto, Sì, lo sì. fa tutto pesto in modo che tolga la buccia dal cuore del lino, diciamo, proprio. Quando è fatto quello, allora si pettina. Ecco. Si pettina con il primo pettine. E come ti iniziato? State in Senato? Se no, scivitai. Civitai. Scivitai sul lino sapremo scivitare. Ecco. Da lì quello che tolgono si facevano i sacchi per mettere il grano appena Ecco. che si era trebbiato. Poi la seconda pettinatura serviva per fare i sacchi per mettere la farina. Più La fine. terza, ne manca una comunque, non fa La niente. terza, sì. La terza pettinatura serviva per fare vetture, coperte, Ecco. Poi c'era il cuore del lino che rimaneva, serviva proprio per fare le camicie e le lenzuola. Si tesseva, questi sudri. Questo l'ordito si metteva il cotone qua. Questo che stanno preparando queste donne è questo qua. Si metteva qua e la donna lo tesseva. E venivano fuori vetture, i mantas, poi infine la tela proprio, le camicie, le lenzuola.